Ho già firmato la carta che si vergognassero, che dobbiamo andare a Povegliano. Buona parte della popolazione la prende a cuore. Cerchiamo di ottenere 2 medici qua che resti in comune. Si allunga ogni giorno di più la lista di persone che a Ponzano firmano la petizione per chiedere all'ULSS 2 della Marca una soluzione al problema della carenza di medici di famiglia. Dal 1° dicembre infatti mancano all'appello 2 degli 8 medici di famiglia in servizio nel territorio comunale. Una dottoressa infatti è andata in pensione e l'altro medico, che condivideva con lei l'ambulatorio, si è trasferito a Povegliano. Circa 1500 pazienti sono rimasti a piedi. Per cercare di tamponare la situazione per qualche ora alla settimana, a Ponzano arriva un medico da Morgano, ma lamentano i cittadini non è certo sufficiente, un problema che la direzione dell'ULSS sta cercando di risolvere. Vediamo anche se c'è la possibilità di inserire qualche paziente oggi che ha difficoltà in sovrannumero, lo chiederemo al prossimo comitato aziendale che avremo qua a gennaio, per cui in qualche modo cercheremo di risolvere questa situazione che capiamo e comprendiamo sia una situazione oggi difficile. È chiaro che la cosa da fare per garantire un'uniformità è rivedere le zone, nel senso che oggi Ponzano, Povegliano sono un po' zone un po' difficili, per cui bisognerà ricalibrare in comitato aziendale dei medici le nuove aree, allora avremo più facilità a trovare medici che arrivano anche a Ponzano.